Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Ennesima tragedia sul lavoro a Riposto, nel Catanese. Un operaio muore cadendo da un'impalcatura alta 10 metri. L'uomo di 53 anni era impegnato nelle opere di ampliamento di un capannone. La Fondazione Antonio Montinaro come nuovo presidio di legalità. Da Palermo il ministro Piantedosi dice: in città cresce il senso civico. La presidente dell'antimafia Colosimo: andremo a Catania per dire che nessuna faida può mettere paura alla città e allo Stato. Notte di sbarchi a Lampedusa, affollato da 1500 persone l'hotspot di Contrada Imbriacola. Il dramma nel racconto di alcuni migranti: ci hanno sparato addosso. Siracusa, stato di agitazione della polizia penitenziaria del carcere Cavadonna. Insostenibile per gli agenti lavorare in condizioni precarie. In molti pensano di abbandonare la divisa. Cellulari vietati in classe. A pochi giorni dall'inizio della scuola i presidi sono chiamati ad applicare la norma. Prime perplessità tra i dirigenti e un sovraccarico di responsabilità. A Mondello, nel Palermitano, grande successo per la maratona artistico-musicale a nome loro, per dire no alla mafia. Sul palco gli artisti e il ricordo delle vittime nelle parole dei familiari. Calcio, il Catania ufficializza il prolungamento del contratto del portiere Dini fino a giugno 2027. L'estremo difensore rossazzurro questa sera sarà ospite a Corner. Ancora ben trovati e purtroppo in apertura parliamo di un ennesimo incidente mortale sul lavoro. La vittima è un operaio di 53 anni di Santa Venerina. Era impegnato nell'ampliamento di un capannone in una fabbrica di serramenti e la tragedia si è consumata a Riposto. È andato Tonino De Mana. È precipitato da un'impalcatura mentre era impegnato all'ampliamento di uno stabilimento industriale. È morto così Salvatore Sorbello, 53 anni, operaio originario di Santa Venerina, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta avvenuto in contrada Rovettazzo a Riposto. La tragedia si è consumata intorno alle 8 del mattino all'interno di una ditta di serramenti per l'edilizia, la F, dove erano in corso gli interventi nell'area retrostante la fabbrica. Dall'impalcatura del capannone che vedete, l'operaio, impegnato insieme ad un collega, è precipitato al suolo facendo un volo di quasi 10 metri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto personale del 118 i carabinieri delle stazioni di Giarre e Riposto e i militari del nucleo ispettorato del lavoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania. Occhi lucidi e bocche cucite dietro il cancello della fabbrica, dove per tutta la mattinata sono stati effettuati controlli e verifiche da parte delle autorità competenti. Nel maggio scorso, sempre a Riposto, un operaio di Vittoria era rimasto coinvolto in un altro incidente sul lavoro, cadendo dal tetto di una fabbrica dolciaria e rimanendo gravemente ferito. E l'ennesima morte sul lavoro in Sicilia riaccende il problema sicurezza, soprattutto nei cantieri. I sindacati chiedono investimenti sulla prevenzione. Luca Ciliberti. I dati sono allarmanti, o meglio dovrebbero esserlo. Secondo l'INAIL in Sicilia sono oltre 15.000 le denunce per infortuni sul lavoro tra gennaio e luglio 2025. Catania è maglia nera con 4.447 casi, poi Palermo con 3.637. Dati che rispecchiano quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. I decessi invece sono già 51. Lo scorso anno, tra gennaio e luglio 2024, erano 50, a testimonianza che da un anno all'altro si è fatto poco in termini di prevenzione. Forse non c'era nessuno che vigilava affinché le fasi lavorative avvenissero rispettando le normative sulla sicurezza previste per la specifica fase lavorativa. Adesso diciamo basta, adesso chiediamo più controlli nei cantieri edili e in particolar modo nei microcantieri, laddove registriamo la maggior parte degli incidenti mortali. Dietro ogni statistica c'è una famiglia spezzata, una comunità ferita, un vuoto che non si colmerà mai. Chiediamo alle istituzioni, agli enti di vigilanza e alle imprese un cambio di passo deciso, più ispettori, più prevenzione, più responsabilità. Denunciamo con forza la totale assenza di controlli, soprattutto nei cantieri privati. Dobbiamo potenziare gli uffici ispettivi, dobbiamo puntare sulla formazione, una formazione seria, soprattutto nel settore dell'edilizia. Una strage silenziosa che fa notizie, però solo quando ci scappa il morto.
Andiamo a Palermo, dove oggi è stata presentata la Fondazione Antonio Montinaro. Sarà un nuovo presidio di legalità e di sicurezza. Proprio a Palermo oggi il ministro Piantedosi, che ha detto in città cresce il senso civico, ma era presente anche la presidente della commissione antimafia, che peraltro è attesa a Catania proprio venerdì. Ma sentiamo il servizio di Marco Gullà. Un nuovo presidio di solidarietà e legalità. È stata presentata oggi al Teatro Politeama di Palermo la Fondazione Antonio Montinaro, nata per volontà di Tina Montinaro, vedova del caposcorta del giudice Giovanni Falcone. Tra le mission della Fondazione quella di rafforzare il legame tra i cittadini e le forze dell'ordine, promuovendo il senso di comunità e la cultura della legalità. Antonio Montinaro, che era poliziotto e che è morto capace, questo lo sa tutto il mondo, però Antonio Montinaro era tanto altro. Era un ragazzo semplice, un ragazzo di cuore e stava sempre a disposizione per gli altri e l'ha dimostrato poi, no? Facendo quella scelta. A togliere il velo alla Fondazione anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sul palco è tornato a parlare di sicurezza nel capoluogo. C'è una città che è molto preoccupata per esempio per temi di sicurezza urbana cosiddetta, no? Di sicurezza legata ad episodi che ahimè ci sono anche in altre città, di bande giovanili che si confrontano, spaccate sui negozi, insomma un modo disordinato di vivere la città. Adesso non mi fraintendete, il fatto che però ci sia una sensibilità accresciuta su questi temi, perché insomma le autorità istituzionali vengono molto pressate insomma sulla necessità di trovare una soluzione. Allarme sicurezza che riguarda anche Catania. Venerdì la riunione della commissione antimafia. Andiamo a Catania per dimostrare che nessuna nuova faida o eventuale nuova faida, perché sono obbligata a sottolinearlo, può mettere paura allo Stato e alla città di Catania. Cambiamo argomento, una frase shock, quella raccontata da alcuni migranti che sono sbarcati a Lampedusa. Ci hanno sparato addosso e adesso, dopo l'ennesima nottata appunto di sbarchi nello spot di Contrada Imbriacola, i migranti presenti sono 1500. Desire Ferlito. Ci hanno sparato addosso, così 14 dei 21 tra egiziani e somali appena sbarcati a Lampedusa hanno raccontato di un attacco subito da un'imbarcazione libica. Eravamo partiti da Zuara da 30 minuti, forse poco più, hanno detto, quando all'improvviso siamo stati raggiunti da una grossa barca libica e qualcuno ha aperto il fuoco contro di noi. Non ci sono feriti, nessuno è caduto in mare. Chi era al timone del barcone di 10 metri non si è fermato, ha continuato la navigazione. Il natante è stato sequestrato per accertare se presenti colpi di arma da fuoco. Ancora sbarchi a Lampedusa e l'hotspot di Contrada Imbriacola torna ad essere affollato per un numero che si aggiorna di ora in ora. 1531 è l'ultimo dato, compresi 147 minorenni non accompagnati, ospiti al centro di prima accoglienza, dove al momento sono fermi i trasferimenti. È un crocevia di disperati, andato avanti tutta la notte. 6 barconi soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e di Frontex. I migranti hanno raccontato d'essere partiti dalla Libia, pagando da 1.500 a 4.000 euro a secondo della nazionalità. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Sempre più agenti lasciano la polizia penitenziaria. A Siracusa, nel carcere di Cavadonna, è partito lo stato di agitazione. Non si può lavorare così, dicono al nostro microfono. Il governo intervenga subito. Francesco Aloi. Lavorare in carcere diventa sempre più complicato. L'immagine di questa emergenza arriva dagli agenti di polizia penitenziaria che decidono di lasciare la divisa, come è accaduto a Cavadonna, Siracusa. Parecchie unità che sono arrivate da circa un anno direttamente dalla scuola stanno lasciando il lavoro della polizia penitenziaria perché non accettano più di essere presi a sputi, ingiuriati e addirittura presi anche a pugni. E così, mentre servirebbe rafforzare la presenza degli agenti, l'organico si riduce sempre più tra chi abbandona e chi va in pensione anche in anticipo. Andando ai numeri, quanti nuovi agenti servirebbero? Allora, per quanto riguarda Siracusa,
perché parliamo a livello provinciale, già ne servirebbero circa 60-70, da Augusta ne servono sicuramente 70, a Noto ce ne vorrebbero una trentina. Le aggressioni sono all'ordine del giorno, con i detenuti violenti che però, a dire del sindacato, restano impuniti. A Cavadonna è stato proclamato lo stato di agitazione, ma la situazione non cambia negli altri penitenziari dell'isola. Allora noi al governo chiediamo due cose molto semplici e concrete. Uno, che l'aumento di organico sia legato al recupero delle unità non solo che sono in pensione, ma quelli che servono per gestire gli istituti. Due, per quei detenuti aggressivi, creare un istituto ad hoc o più istituti ad hoc dove mandare personale specializzato a poter gestire questo tipo di detenuti. Tra pochi giorni comincerà la scuola. A precedere il ritorno degli studenti tra i banchi è la lista del materiale da acquistare, il corredo di routine e poi i libri, con un aumento quest'anno che sfiora il 4%. Desiree Ferlito. Il peso della cultura. È pesante, no? Abbastanza. Che cosa ha acquistato? Libri elementari e medie. Zaini, diari, astucci, penne, quaderni, pennarelli, matite e poi libri. Iniziata già da qualche giorno la corsa agli acquisti per il ritorno tra i banchi. Tutto rigorosamente nuovo. Ogni famiglia solo per gli acquisti di routine spende in media 200 euro a figlio. Lo zaino, il diario, portacolori, tovagliette, tutto quello che ci vuole. Per quanti figli? 2. È meglio che non facciamo un conteggio, perché da soltanto i libri con 2 figli, insomma, è abbastanza la cifra è abbastanza tosta. Rincari vicino al 4% per i libri. La lunga lista, modificata di anno in anno, spesso non permette alle famiglie di acquistare testi di seconda mano. L'esborso complessivo per l'anno scolastico 2025-2026, calcola il Codacons, può arrivare così a superare i 1.500 euro a studente. Vanno 2.000 euro se sono alle scuole medie. Sono prezzi imposti che non possono essere cambiati, quei prezzi valgono dal 1 gennaio fino al 31/12. Le persone se ne rendono conto solamente a luglio, settembre, perché è allora che vanno a fare gli acquisti, ma vengono stabiliti e sono imposti per legge. I tetti di spesa a cui le scuole devono attenersi, dice il Codacons, vengono sforati a causa della mancanza di controlli sull'operato dei docenti, mentre i libri digitali, lanciati come il futuro, si sono poi rivelati un flop. In Sicilia tutti tra i banchi da venerdì. Per le mamme c'è ancora tempo di ricordarsi cosa manca. E cosa le manca ancora? Nulla. Anzi no, non è vero. Ancora manca un diario dell'altra che deve scegliere solo da sola. E a proposito di scuola, restiamo certamente in tema. Tra le novità il divieto di portare il cellulare in classe. Questa norma mette già in qualche modo in difficoltà i dirigenti scolastici. Lorena Dolci. Passiamo molto tempo al cellulare e questo non è proprio un bene, e quindi per me sarà un'ottima cosa anche per passare più tempo con i compagni, per conoscerci, eccetera, eccetera. Non tutti saranno così sereni come gli studenti dei corsi zero del liceo Ospedalieri al primo approccio con greco e latino. Per quegli adolescenti che sullo schermo trascorrono ore e ore, la separazione sarà dura ma obbligatoria. La circolare del ministro Valditara non lascia dubbi. Cellulari banditi anche alle superiori, non solo durante le lezioni, ma anche per la ricreazione. Alle singole scuole il compito di attrezzarsi autonomamente. Al liceo classico Ospedalieri di Catania gli armadietti per riporli sono già stati ordinati. Nelle classi i ragazzi saranno, il docente avrà a disposizione una cassettina dove li riporranno. Il problema potrebbe essere la ricreazione, ma chiuderemo la classe in maniera ermetica. Non tutti i dirigenti però sono disposti a prendersi questa responsabilità. Abbiamo stabilito che l'unica misura organizzativa fosse quella di fare riporre i cellulari nello zaino e che la scuola non decida come e dove riporli, ma solamente di non farli utilizzare, perché non abbiamo noi, non possiamo prenderci la responsabilità di affrontare ogni giorno ragazzi o genitori che si lamentano perché gliel'hanno rotto, perché gliel'hanno rubato. Ce la farete? Ce la farete, certo, ma anche perché alcuni di noi non siamo dei dipendenti dei cellulari, non è che è la nostra bombola di ossigeno, possiamo perfettamente farcela, anzi è meglio.
E di questo argomento si parlerà domani nel nostro appuntamento con Sicilia 24 Focus, e a curare sarà appunto proprio la collega Lorena Dolci. L'avete vista un attimo, la luna rossa, ieri è stato certamente uno grande spettacolo per tante persone, uno spettacolo della natura raro in cielo, l'eclissi totale di luna, l'appuntamento con la luna rossa è iniziato alle 19, il fenomeno completo nel picco alle 20:12. A Catania si è radunata una folla in Piazza Europa, sull'Etna da Cibonaccorsi, grazie alle osservazioni pubbliche organizzate dal gruppo Astrofili Catanesi. Pioggia di scatti e video hanno invaso i social. La prossima eclissi lunare sarà il 28 agosto del 2026. Adesso ci fermiamo, poi vi racconteremo quella che è la roadmap, dunque il cronoprogramma per la costruzione del ponte sullo Stretto. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, ponte sullo Stretto. All'inizio di ottobre si attende la pubblicazione della delibera del CIPES sulla Gazzetta Ufficiale, poi potranno partire i primi veri lavori. La D Distretto di Messina, Pietro Ciucci, ha già stilato il cronoprogramma. Francesco Triolo. La roadmap è stata tracciata, è stato l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a stilare il programma dei primi lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto, che sono più vicini che mai. All'inizio di ottobre è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPES di approvazione del progetto definitivo, che quindi sarà efficace, e si partirà con la fase realizzativa. Si avvieranno immediatamente il programma delle opere anticipate e la progettazione esecutiva per ciascuna fase costruttiva. I primi lavori riguarderanno le opere compensative richieste dai comuni, la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare fin dall'inizio l'impatto dei cantieri sul territorio. La progettazione esecutiva e i lavori sono articolati su 3 fasi, ha spiegato Ciucci. La prima, inerente ai collegamenti stradali e ferroviari, che prevede l'apertura dei cantieri a maggio 2026. La seconda, relativa a gallerie, svincoli e alle 3 nuove stazioni ferroviarie, inizierà a settembre dell'anno prossimo. La terza, infine, il ponte vero e proprio, che partirà a marzo 2027. Il completamento dei lavori è previsto per il 2032. Alla domanda se un eventuale cambio di governo tra 2 anni potrebbe influire sull'esecuzione e sul completamento dell'opera, Ciucci ha ricordato come il 2027 sarà l'anno di pieno sviluppo di tutti i lavori, con le opere a terra già partite da oltre un anno, e quindi sarebbe impossibile tornare indietro. Andiamo a Mondello, nel Palermitano, per raccontarvi del grande successo della maratona artistico-musicale A nome loro, per dire no alla mafia. Tanti gli artisti sul palco, ma anche il ricordo dei parenti delle vittime di mafia. Orazio Longo. Musica e arte, ma soprattutto lo stare insieme, uniti per dire no alla mafia. È stata Mondello la location protagonista di A nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Sul palco, di fronte all'ex stabilimento Charleston, tanti artisti presenti, tra cui anche Di Martino e Raiz degli Alma Megret. Una canzone è difficile che cambi le cose. Però la canzone può cambiare i singoli animi. È un lavoro chiaramente lungo, non è che così si fa la rivoluzione, si cambiano le cose, oppure si può eliminare, combattere realmente la mafia con la musica, però stare per strada, fare belle cose insieme, rendere più belli i posti, mettere persone insieme su cose sane, sicuramente fa tanto. Tra i presenti alla 2 giorni anche l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che ha raccontato l'episodio dell'accendino che Giovanni Falcone gli lasciò in custodia prima di morire. Brizio Montinaro, fratello di Antonio, l'agente di scorta ucciso nella strage di Capaci, e Antonio Vassallo, tra i primi fotografi a giungere sul luogo dell'attentato. Comincio a fare delle fotografie e vengo avvicinato da 2 uomini. In abiti civili, mi dicono di essere 2 poliziotti, mi sventolano in faccia un tesserino, io consegno quel rullino fotografico, ma dopo mesi non accadeva nulla. Ancora oggi mi chiedo, e dobbiamo chiederci tutti insieme, anche a Capaci, tra i primi, spacciandosi per soccorritori. In una maratona artistico-culturale che ha toccato anche i temi di Gaza e la solidarietà con la Palestina, rimane l'impegno di custodire la memoria delle vittime di mafia e promuovere la cultura della legalità per un festival nato all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Nasce subito dopo l'arresto di Messina Denaro, è stato arrestato il 16 gennaio 2023 e in quel momento io non mi trovavo in Sicilia, quindi leggo un'ansia sul cellulare e
dico vabbè è una fake news, in realtà ovviamente era vero per fortuna e ci eravamo liberati di questo cancro dopo 30 anni di latitanza. Quel momento. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio, il portiere del Catania, Dini, ha prolungato il suo contratto con il club etneo fino a giugno 2027, un accordo ufficializzato in un momento come questo, caratterizzato anche dalle grandi parate dell'estremo difensore rossazzurro, che questa sera sarà ospite di Corner su Telecolor. Marco Carli. Un portiere, una garanzia, nello spogliatoio e fra i pali. Andrea Dini prolunga col Catania e sarà l'estremo difensore dei rossazzurri fino al 30 giugno del 2027. La società e l'entourage del giocatore avevano trovato l'accordo a luglio in pochissimi minuti, ma per la formalizzazione si è attesa la fine del mercato. Formalizzazione che è arrivata puntualmente, come afferma il vicepresidente Grella nella nota del club, prima della partita con il Monopoli. Intesa ufficializzata adesso, fra parentesi dopo l'ennesima parata determinante di Dini. Quella su Fall sabato al Massimino va inquadrata nel momento della partita e non nel contesto del risultato finale. Si era sull'1-0 per il Catania nell'unico periodo della gara in cui i pugliesi avevano preso il sopravvento. Anche nel convulso finale di Cava, Dini ha compiuto un intervento strepitoso su Orlando. Insomma, se il Catania è in testa a punteggio pieno lo deve anche al suo portiere, il cui valore era chiaro al club, come detto già da tempo. E Dini rappresenta fondamenta solide su cui basare il futuro anche per attaccamento alla maglia, come dimostrato ad esempio a Pescara dopo l'uscita dai play-off, con quelle lacrime che si sono trasformate nei sorrisi di questa prima parte di campionato. Intanto la squadra, come ha ripetuto Toscano, dopo il Monopoli non si culla sugli allori, la testa della classifica, gli 11 gol fatti, dati importanti, ma la testa è solo al Cosenza, che intanto ha pareggiato 0-0 a Crotone nell'ultimo match del torneo. Bisogna continuare perché ancora siamo alla terza giornata, parlare oggi, dobbiamo pensare già alla partita col Cosenza, che sarà un'altra partita importante. È andata invece male al Siracusa, terza sconfitta consecutiva per la squadra che è caduta a Cerignola, ma sentiamo il servizio di Marco Petrolito. Gli azzurri fanno la partita per più di un'ora, illudono con Pacciardi ma vengono ribaltati da Cuppone e compagni, rimediando così il terzo KO in campionato. Al Monterisi di Cerignola il Siracusa si dimostra forte ma fragile. Non bastano la buona prestazione nel primo tempo ed il vantaggio maturato in una via di ripresa. La squadra di Turati conferma infatti le difficoltà difensive e torna a casa ancora una volta a mani vuote. Gli aretusei partono forte, al quinto Guadagni sfiora il gol dopo un disimpegno sbagliato di Greco, ma il suo sinistro termina alto. All'11ª occasione clamorosa per Puzzone, che supera il portiere ma trova il salvataggio sulla linea di Cocoricchio. Il Siracusa preme al 32esimo e continua a sfiorare la rete con un destro che esce di pochissimo. La risposta dei padroni di casa arriva al 35esimo con Cuppone fermato da un ottimo Bonucci. Lo stesso il copione nella ripresa, ma il gol degli azzurri è nell'aria. E arriva al 51esimo. Punizione di Candiano, Pacciardi controlla e batte Greco con un destro preciso. Vantaggio meritato che però dura solo fino al 57esimo, quando Martinelli pesca Cuppone in profondità con l'attaccante che stavolta non sbaglia e firma l'1-1 dell'Audace. Il Siracusa reagisce subito, con Valente su punizione, ma Greco si allunga e salva. Poi al 76esimo Emmauso punisce la prima vera distrazione della retroguardia retusea, con un colpo di testa imparabile che vale il gol del 2-1. Nel finale il calo che non ti aspetti, col Siracusa interamente sbilanciato in avanti e l'Audace che chiude i conti in contropiede. Al 79esimo Cuppone colpisce la traversa con un pallonetto e al 91esimo firma la doppietta personale per il definitivo 3-1. E approfondimenti sul calcio siciliano, su tutto il calcio siciliano, tra poco, dopo il nostro telegiornale, nel consueto appuntamento del lunedì con Anteprima Corner, mentre questa sera alle 20:45 la puntata sarà dedicata come sempre al Catania. Avete sentito nel nostro servizio che Dini sarà l'ospite appunto della trasmissione condotta, così come Anteprima Corner, da Angelo Gagliano. Adesso cambiamo argomento, due piloti siciliani salgono sul podio della 67esima Monte Erice, ultima prova del campionato italiano supersalita, vinta dal campione europeo Simone Fagioli. E domenica in Sicilia c'è un'altra cronoscalata, ma sentiamo Franco Cammarasana.
Simone Fagioli, sempre lui, il toscano pluricampione europeo ed italiano a bordo della super tecnologica nuova Proto NP, ha scritto per la 12ª volta il suo nome nell'Albo d'Oro della Monte Erice, ultima delle 7 prove del campionato italiano super salita. Anche l'edizione di quest'anno della cronoscalata, la numero 67, non ha tradito le aspettative della vigilia. Il bel tempo ha consentito ai piloti di spingere al massimo lungo gli impegnativi tornanti dei 5.730 metri del tracciato, molto impegnativo sul piano tecnico ma anche affascinante sul piano ambientale, con sullo sfondo il Golfo di Bonaggia e il Monte Cofano. Sebbene i giochi fossero già fatti per l'assegnazione dei titoli italiani di alcune categorie, la gara ha visto ugualmente la partecipazione di oltre 270 piloti provenienti da tutta Italia, perché cimentarsi sui tornanti ericini è un appuntamento da non mancare. Presenti anche i migliori siciliani, 2 dei quali saliti sul podio assieme a Fagioli, il marsalese Francesco Conticelli ed il ragusano Samuele Cassibba, a conferma del livello altamente elevato raggiunto nell'isola dall'automobilismo sportivo. Domenica si torna a correre in Sicilia, c'è la Coppa Nissena, valevole per il campionato italiano velocità montagna sud e per quello delle auto storiche, anche questa una bella gara. Bene, con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Come detto, vi lascio ad Anteprima Corner con Angelo Gagliano e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà nella prossima edizione alle 19. A tutti un buon pomeriggio.